La resistenza nel Friuli occidentale. Il Friuli occidentale è la parte dell'attuale regione Friuli-Venezia Giulia che si estende alla destra del fiume Tagliamento e arriva fino a Livenza. Il territorio, con capoluogo Pordenone, nel 1943 era ancora compreso nella provincia di Udine. La popolazione parlava tradizionalmente il friulano con varietà occidentali e con dialetti digradanti verso il Veneto a sud-ovest. È importante sottolineare che è interamente area italiana, del tutto priva di minoranze slovene, come la parte orientale della provincia di Udine e una parte della provincia di Gorizia, e quindi non soggetta a rivendicazioni territoriali da parte jugoslava. Ricordiamo che le formazioni Garibaldi friulane sorsero nell'autunno del 1943 sul modello ideologico di quelle jugoslave, con l'obiettivo di combattere il nazifascismo e di costruire una società di tipo socialista. Per questo, accanto al comandante militare, avevano un commissario che istruiva con lezioni politiche i giovani combattenti. I gradi si acquistavano sul campo dimostrando il proprio valore. Le formazioni Osoppo sorsero invece nella primavera del 1944 con una prevalente componente militare di ex alpini che vi entrarono con i gradi precedenti dell'esercito. Ideologicamente facevano riferimento agli antifascisti laici di Giustizia e Libertà e alla componente cattolica democristiana col conforto di molti sacerdoti. Si ricollegavano idealmente al patriottismo di tipo risorgimentale. I combattenti di tutte le formazioni facevano capo ai comitati di liberazione, che a vari livelli territoriali erano rappresentativi di tutti i partiti politici antifascisti. Dovevano scegliersi un nome di battaglia per non essere riconosciuti e non esporre le loro famiglie a rappresaglie. La lotta di liberazione si manifestò in numerose forme, oltre agli scontri armati col nemico. Salvare e nascondere soldati sbandati o sfuggiti alle deportazioni, sabotare i trasporti diretti nel Reich, ostacolare le requisizioni, disarmare presidi, aiutare le popolazioni stremate con la rete organizzativa dell'intendenza. Da luglio 1944 iniziarono i contatti fra i comandi Garibaldi e Osoppo per coordinare le azioni contro gli attacchi nemici. L'obiettivo dell'unificazione, complicato a Oriente a causa delle pressioni contrarie della resistenza jugoslava, viene invece attuato nella destra Tagliamento anche per merito di 3 comandanti di eccezione. I garibaldini Tribuno, che è Mario Modotti, e Riccardo Giulio Contin, e l'osovano Maso, cioè Pietro Maset. L'atto formale viene stipulato a Taiedo di Chions il 7 agosto 1944, presente un rappresentante del CLN di Pordenone. In quell'occasione, in comune accordo, Garibaldini e Osovani stabiliscono la unificazione del comando, dell'intendenza e della cassa. Si costituisce così la brigata Ippolito Nievo A, che controlla una vasta zona montana da Meduno Sacile al Monte Cavallo alla Valcellina. Nella stessa riunione si pongono le basi per unificare anche le forze di pianura nella brigata Ippolito Nievo B. Tribuno diviene comandante di brigata, Maso capo di Stato Maggiore, Riccardo commissario.
I battaglioni conservano i rispettivi comandanti e i fazzoletti rossi o verdi, ma vengono dislocati con un piano organico più efficace dal punto di vista militare. Nel complesso, la forza complessiva della brigata risulta di circa 900 combattenti, di cui 550 garibaldini e 350 osobani. La sede del comando si trova a Cloud, dove funzionano anche un ospedaletto da campo, un laboratorio di sartoria, un ufficio stampa e i servizi di intendenza. L'area della brigata fa parte della zona libera della Carnia, divenuta a settembre la più grande repubblica partigiana d'Italia, su una superficie complessiva di 2.580 km², comprendenti 45 comuni e una popolazione di 90.000 abitanti e 6.000 combattenti in armi. Contemporaneamente, anche la brigata Ippolito Nievo B si rafforza e conta circa 600 garibaldini e 350 osovani che compiono numerose azioni, soprattutto di sabotaggio, controllano vaste zone di campagna con combattenti che vivono alla macchia. Funziona un efficiente servizio di intendenza partigiana che convoglia migliaia di quintali di derrate in percorsi clandestini dalla pianura verso la zona di montagna. Aggiungiamo che le donne furono una componente fondamentale per le loro azioni di staffette, trasporto clandestino di armi, vettovaglie e vestiario, cura e nascondimento dei feriti. Purtroppo questa loro opera non è stata ufficialmente riconosciuta. A metà agosto del 1944 l'area montana viene sottoposta a massicce offensive dei tedeschi e dei fascisti a loro servizio, cui si aggiungono reparti di cosacchi trasportati in queste terre dai tedeschi. La brigata Ippolito Nievo riesce a tenere i primi attacchi, ma Tribuna e Maso hanno chiaro i limiti militari del movimento partigiano, dotato solo di armi leggere, privo di un flusso di rifornimenti costante, ma non appoggiato da artiglieria né da mezzi di attacco e aviazione, supportato solo saltuariamente da lanci di armi e munizioni dagli alleati. Una evidente inferiorità militare aggravata inoltre da infiltrazioni di spie che si spacciavano per partigiani. A settembre riprende la massiccia offensiva dei nazifascisti, a partire contro la divisione Nannetti nel vicino Cansiglio. Le brigate partigiane li affrontano riuscendo inizialmente a contenerli, ma il 9 settembre altre forze tedesche e repubblichine avanzano da Montereale Valcellina verso Barcis, riescono a entrare in paese e a distruggerlo. Vengono incendiate 180 abitazioni, 100 stalle, trucidate numerose persone e buttate tra le fiamme. La popolazione rimane priva di ogni cosa e fugge sui boschi. Anche la pianura viene soggetta a massicci rastrellamenti nazifascisti con impiego di migliaia di uomini. Seguono arresti, fucilazioni, incendi di case, deportazioni nei lager del Terzo Reich. A metà novembre il proclama del generale Alexander invita i partigiani a rientrare in attesa dell'avanzata alleata a primavera ed è un ulteriore colpo psicologico oltre che militare. Dopo gli sbandamenti, il diario della brigata Nievo del 20 dicembre scrive che i quadri vengono ridotti al minimo indispensabile e restano in montagna solo reparti isolati
ridotti negli effettivi. In quel periodo i comandi partigiani subiscono gravi perdite a causa di scontri, catture o delazioni. Ricordiamo il capo di Stato Maggiore della Brigata Ippolito Nievo B. Franco Martelli Ferrini, fucilato dai nazifascisti a Pordenone nel novembre del 1944. Terzo Drusin Alberto, responsabile stampa della stessa formazione, torturato e gettato nel fiume Livenza in dicembre. Il comandante Mario Modotti Tribuno, catturato per delazione in febbraio e poi fucilato in aprile. Giulio Contin Riccardo, caduto in un'imboscata in marzo. Seguirà Pietro Maset Maso, che morirà in battaglia a Piancavallo in aprile. Nel tardo inverno inizia lentamente la riorganizzazione delle forze partigiane, sia garibaldine che osovane, nonostante non si allenti la massiccia repressione nazifascista. A primavera si registra una crescente adesione, con ripresa di azioni armate in vista della liberazione. I garibaldini si organizzano in pianura in 4 brigate di 600 uomini, che diverranno oltre 1300 alla liberazione. Gli osovani nella 14ª e 15ª Brigata Martelli con 350 uomini. In montagna si forma la divisione Garibaldi Sud Arzino in 4 brigate, mentre la Osopo si schiera in altre 4 brigate. Insieme contribuiranno, combattendo il nemico a duro prezzo di sangue e ancor prima dell'arrivo degli alleati, alla liberazione dell'intero Friuli occidentale entro i primi di maggio.